ritrovati dopo tantissimo tempo qui in Sardegna e in questo posto a dir poco incantevole. Siamo veramente, veramente felici. Grazie Cagliari! Sarà un viaggio molto lungo, vi porteremo attraverso il tempo, attraverso la nostra musica, il nostro mondo musicale, dagli inizi ai giorni nostri. Buon divertimento a tutti! Allora, quello che tu stanno attraversando in questo momento è un momento molto particolare, al quale sinceramente non eravamo molto pronti o preparati. Nei momenti speciali della vita gli amici ti stanno vicino e in questo caso grazie di essere vicino al Pooh con noi questa sera. Grazie. Questo concerto, questa meraviglia di posto, il Pooh in Sardegna, li aveva voluti un amico che purtroppo ad aprile se n'è andato, è stato il manager che ha organizzato tutti i concerti più importanti qui in Sardegna, compresi i nostri. Sandro Capriola è andato via, se Sandrino è da qualche parte ci vede, sarà contento di questo applauso, glielo dedichiamo veramente con tutto il cuore. E allora, questa per me è una tournée molto importante perché dopo più di 40 anni di musica in giro per il mondo, come forse qualcuno saprà, ho deciso di fermarmi. Lo so. Non è una decisione facile quella di interrompere un viaggio così straordinario come quello che ha attraversato praticamente tutta la mia vita, un viaggio fatto di grandi emozioni, di traguardi, di successo, anche di fatica, di sudore, qualche volta anche forse di qualche lacrima. Però io sono sicuro che tutte le volte che ci siamo incontrati, noi da questo palco e voi qui davanti, ci siamo sempre scambiati delle buone emozioni, no? Voi siete stati i protagonisti delle storie che andiamo cantando ormai da sempre. E forse noi siamo stati la colonna sonora di qualche momento della vostra vita. E quelle che sono le nostre emotività. Però la scelta di ognuno di noi di scendere da questa astronave ci ha fatto riflettere molto e alla fine abbiamo pensato che la cosa migliore da fare fosse di rispondere con una grande tournée che stiamo facendo. Perché ancora una volta questo palcoscenico, voi, la nostra musica ci sta aiutando veramente tantissimo, soprattutto per noi tre che rimaniamo e stiamo chiedendo a noi stessi del tempo per riflettere come meglio continuare, però non ci lasciate! Anche nei momenti passati, nei momenti difficili, la nostra musica ha sempre indicato la strada migliore da prendere e alla fine di questo percorso, per accompagnare, come dicevo prima, la scelta di ognuno di noi, che sarà il 30 settembre appunto a Milano, sicuramente avremo così le risposte a tutte le domande che in questo periodo noi tre ci stiamo facendo. Crediamo di avere ancora delle cose da dare alla nostra musica e soprattutto delle cose da raccontare ancora a voi. Grazie! Abbiamo fatto veramente tanta musica insieme, tante canzoni che hanno raccontato parecchie cose. In alcuni brani abbiamo anche toccato dei problemi veri, problemi della vita, però li abbiamo affrontati alla nostra maniera, perché pensiamo che anche in questi momenti, in questi casi, bisogna lasciare aperto comunque sempre una porta, una finestra. Non abbiamo mai comunque dimenticato, neanche per un attimo, che lassù il cielo è blu sopra le nuvole.